spinta per errore a innescare la violenza di un gruppo di giovanissimi che ha aggredito un 21enne in Piazza dei Signori a Padova. La vittima in ospedale con 30 giorni di prognosi, un 16enne denunciato. A 4 giorni dal dramma di Piazzale Roma-Venezia, tragedia sfiorata al Lido dove un'enorme robinia è crollata lungo il canale di via Lepanton. Per il miracolo non passavano imbarcazioni in quel momento. Principio di incendio e fumo nell'ultimo giorno di lezione in un liceo di Schio. Scatta l'allarme, prof e studenti evacuati, l'intervento dei vigili del fuoco. Lupi scatenati anche in pianura. Una ristoratrice di Marostica si è trovata davanti ad un branco di 5 esemplari fuori dal suo locale. Lo spiraglio aperto a livello nazionale da Fratelli d'Italia sul terzo mandato per i governatori mette in subbuglio la politica regionale. Idem all'attacco, meloniani attendisti, Forza Italia poco convinta. Orzo, frumento, mais, perdite fino al 90% della produzione dopo la violenta grandinata che si è abbattuta nella Marca ieri pomeriggio. Gli agricoltori ci aspettano un'estate da incubo. Prendi il largo da Venezia, sognando Itaca, progetto di vela di terapia riabilitativa per il miglioramento della qualità di vita dei pazienti con tumore del sangue. L'iniziativa promossa da AIL in occasione della giornata nazionale per la lotta contro le leucemie. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Dunque in primo piano quanto accaduto in pieno centro a Padova, dove un 21enne è stato accerchiato e aggredito per uno spintone. Per l'episodio i carabinieri hanno denunciato un 16enne. Era fuori da uno dei locali di Piazza dei Signori a Padova con alcuni amici, una serata tranquilla di inizio estate, come tante altre per un giovane 21enne che però ha rischiato di finire in un dramma. Tutto è partito per un incidente banalissimo, forse uno spintone per errore. È bastato un attimo perché il 21enne fosse accerchiato da un gruppetto di giovanissimi bulli, uno dei quali si è scagliato contro di lui, prendendolo a pugni in faccia per poi darsi alla fuga insieme al resto della banda. Soccorso, il 21enne è stato prima medicato sul posto dai sanitari, poi accompagnato in pronto soccorso, da dove è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni. Immediata la denuncia ai carabinieri di Padova che, grazie alla descrizione fornita dalla vittima e alle immagini delle camere presenti in Piazza dei Signori, sono riusciti ad identificare l'aggressore. Si tratta di un 16enne che è stato riconosciuto dalla vittima ed era già stato controllato nei giorni precedenti dai carabinieri sempre nel comparto piazze. Per lui è scattata una denuncia al Tribunale per i minorenni di Venezia con l'accusa di lesioni personali. L'aggressione è avvenuta in piscina a Monselice, in arrivo un nuovo DASPO per il trapper Baby Touché. Il gestore Marco Canova dice manca il rispetto delle regole nei ragazzi di questa età. Episodi del genere non capitano tutti i giorni, anzi non capitano mai, ma c'è un disagio, e questo mi dà fastidio a me, giovanile di una fascia d'età 13-20 anni, italiani, stranieri, altoatesini o siciliani, che sono non inclini a rispettare le regole. Non voleva pagare il lettino come è previsto da regolamento e dopo una serie di minacce, prima a una giovane addetta, poi al gestore, è stato Baby Touché, il trapper 21enne di Monselice, a spintonare Marco Canova, gestore delle piscine. Il video parla chiarissimo e il trapper, più volte alla ribalta delle cronache giudiziarie, prima per la faida con Simba Larù, poi per una rissa al Pride di Padova nel 2023, ai DASPO già collezionati potrebbe presto aggiungerne un altro. Non potranno più venire perché con la mia denuncia fatta ieri mattina, querela da esposto, denuncia, stanno richiedendo il DASPO urbano perché sono pericolosi quei due soggetti per tutta Monselice. Una contusione e una radiografia in programma per Marco Canova che spiega con amarezza. Avevo un'abrasione, un'abrasione al gomito, un dolore alle costole, mi ha dato 5 giorni in attesa dei raggi. Io sto bene oggi fisicamente, moralmente sono giù di morale perché non tollero che non passa il messaggio che abbiamo un ragazzo convocato in nazionale di nuoto per il secondo anno con 6 titoli italiani, una squadra master che ha vinto il campionato regionale, ma andiamo famosi per queste cose, è brutto. Parcheggiatori abusivi all'ospedale San Bortolo di Vicenza, numerose le segnalazioni di cittadini minacciati dai balordi che esigono soldi per poter parcheggiare le auto.
Allarme parcheggiatori abusivi al park dell'ospedale San Bortolo. Si sono moltiplicate le segnalazioni dei cittadini nel ripetersi di minacce dei balordi che assillano gli automobilisti in cerca di un posto auto. Sugli episodi segnalati anche alla polizia locale spuntano nuovi video registrati dagli stessi cittadini. Alcuni sono stati pubblicati da Giulia Gennaro di Fratelli d'Italia. I giorni scorsi mi è arrivato un video da una coppia di ragazzi che praticamente sono stati letteralmente aggrediti da uno di questi parcheggiatori abusivi con tanto di palo e ha tentato di spaccargli la macchina. Poi la cosa è continuata, questo immigrato ha continuato ad insultarli in maniera molto aggressiva. Hai sempre paura che poi si rivalgano contro di te e se anche tu cerchi di sviare ti bloccano il passaggio perché devono per forza farti parcheggiare là per avere la parcella loro, hai capito? Il cittadino non può andare avanti così. E mi hanno costretto quasi a non venire perché non mi piace che mi venga imposto di dare dei soldi alle persone per trovare un parcheggio che già si paga. Quindi siccome vedo anche sono insistenti, sono persone che hanno arroganza, queste cose qua a me non piacciono. Hanno paura di ritorsioni. Non dimentichiamoci anche il fatto che il parcheggio ce n'è uno solo, ce n'è uno poco più avanti che è ancora in costruzione, ma un parcheggio non è abbastanza. Io me ne sono trovati anche 3-4 attorno e non sai cosa fare, non sai se fargli il sorriso e dire vabbè, dargli l'euro, ma io queste condizioni, come ripetiamo tutti, noi quando veniamo all'ospedale veniamo anche per emergenze, non abbiamo la lucidità di star lì a fare il sorriso e far finta che vengo qua perché ho bisogno di venire qua, quindi sentirmi anche costretta a subire anche questa cosa non sta. Non è una situazione sostenibile per la gente che viene qua perché ha bisogno di essere curata, non è giusto proprio. Non mi è mai successo, però penso che sia una cosa che dovremmo rivedere molto, perché non siamo più tranquilli su niente. Tutti i giorni qua i vigili, quando li passa, loro si nascondono e quando che i vigili va via vengono fuori, ma adesso io ho fatto 3-4 giri qua, ma purtroppo è sempre così ogni giorno. Io faccio un appello direttamente al sindaco, visto che è un suo dovere come assessore alla sicurezza garantire la sicurezza perlomeno all'interno dei parcheggi che già i cittadini pagano profumatamente. Se devono pagare anche il pizzo a queste persone che lavorano in modo totalmente illegale, credo che non sia più accettabile ad oggi. Qui il governo non c'entra, come tante volte lui tira in ballo il discorso del governo. Qui non c'entra, qui c'entra l'amministrazione comunale, quindi è un tema che deve affrontare questa amministrazione. Dopo quanto successo lunedì in piazzale Roma a Venezia, nuova caduta di un albero, questa volta al Lido. Ancora un albero caduto a Venezia, per la precisione questa volta al Lido di Venezia. Dopo il drammatico schianto di un albero a piazzale Roma tra la folla che ha provocato lunedì 12 feriti, tra cui una giovane mamma in coma, questa volta nelle prime ore della mattinata è crollata una pesante robigna di alto fusto in via Lepanto, circa all'altezza dell'incrocio con via Marcantonio Bragadina al Lido di Venezia. Sul posto è arrivata subito la polizia locale, intervenuta su chiamata alle 7:40. Per fortuna in questa occasione l'albero si è accasciato dalla parte del canale dove in quel momento non transitava nessuna imbarcazione e non verso la strada, comunque a quell'ora scarsamente trafficata, ma il bilancio dei danni avrebbe potuto essere pesantissimo. Tutto ciò è avvenuto in condizioni meteo ideali e in completa assenza di vento, quindi l'episodio ha riportato inevitabilmente l'attenzione sulla manutenzione degli alberi e del verde pubblico, su cui sono in tanti a puntare ora il dito. Il precedente, ancora fresco di lunedì, ha inevitabilmente amplificato il clamore e sollevato una bufera di critiche sulla manutenzione del verde in città. Così Cristina Romieri, del direttivo di Venezia di Italia Nostra. Noi non ci opponiamo naturalmente agli abbattimenti quando questi sono giustificati da precise perizie che attestano il pericolo di crollo. Quello per cui ci siamo battuti e continueremo a batterci è che quando questi abbattimenti, questi tagli sono ingiustificati oppure per opere in cui c'è un'alternativa possibile. Le richieste sono chiare, anche oggi si può parlare di uno scampato pericolo, ma com'era lo stato delle radici dell'albero caduto?
E quanti sono gli alberi pericolanti? Queste le domande che si pongono i cittadini. Primo, una costante e seria e corretta manutenzione del verde. Il 2, il reimpianto appunto di alberi di adeguata specie e naturalmente in luoghi opportuni. E terzo, l'attivazione, o meglio la riattivazione del Forum del Verde, previsto anche dallo Statuto del Comune. Paura per un principio di incendio nel bagno dell'Istituto Artistico Martini di Schio. Schio, sono le 8:30 del mattino quando del fumo invade i locali dell'Istituto Artistico Martini. Immediatamente scatta l'allarme, in via Pietro Maraschin si precipitano i vigili del fuoco che entrano in azione. C'è un principio di incendio che viene individuato all'interno di un bagno al primo piano dell'edificio scolastico. I pompieri, giunti con un'autopompa serbatoio e un'autobotte, localizzano in un angolo del bagno le fiamme e le spengono, mentre il personale scolastico aveva già messo in atto il piano di emergenza, procedendo all'evacuazione completa e ordinata della palazzina. Nessuno resta coinvolto o ferito. Le cause del principio di incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco, mentre sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Arsiero. Insomma, alla fine tutto si risolve senza particolari inconvenienti. Per gli studenti resta da ricordare un ultimo giorno di scuola movimentato. Ristoratrice di Marostica si trova a tu per tu con un branco di 5 lupi fuori dal suo locale. Ancora lupi a Marostica, ancora paura ai piedi dell'altopiano dei 7 comuni, dove ormai i selvatici sono presenti con almeno 2 branchi. Uno di questi è molto attivo sulle colline marosticensi, dove spesso vengono predate pecore e caprette, ma ogni tanto sparisce anche qualche cane, qualche gatto che diventa il pranzo dei predatori. Qualche ora fa la titolare di un locale di Valle San Floriano è uscita in strada per tornare a casa alla fine del turno e si è trovata di fronte addirittura 5 lupi che camminavano in fila vicino all'edificio. La donna è rimasta paralizzata dal terrore e non è riuscita a scattare una foto agli animali, che se ne sono andati senza dimostrare alcuna paura. Della vicenda è stato informato anche il sindaco Matteo Mozzo, che da mesi invoca un cambiamento nella normativa per poter gestire in modo efficace una situazione che sta spaventando molti residenti e il tessuto turistico e commerciale di tutta la zona. La politica con lo spiraglio aperto a livello nazionale da Fratelli d'Italia sul terzo mandato per i governatori mette in subbuglio la politica veneta. È incredibile che a pochi mesi dalle elezioni regionali si continui a parlare del terzo mandato e della poltrona di Zaia. È incredibile che ancora una volta la politica del Veneto sia ridotta a poltrone e a spartizioni, mentre le famiglie, i cittadini, le imprese attendono risposte sulla sanità, sul caro energia, sul lavoro. Lo definisce teatro indecoroso il segretario regionale dei Dem e sul palco per il Partito Democratico c'è solo una compagnia di attori, quella del centrodestra, perché lo spiraglio sul terzo mandato aperto da Fratelli d'Italia con un big nazionale come Giovanni Donzelli rimette indubbiamente le carte in tavola. E mentre Matteo Salvini si affretta a dire che una modifica della norma blocca mandati è possibile entro l'autunno, ma bisogna fare presto, il centro-sinistra si rivolta contro un'ipotesi che aveva, come tutti, evidentemente accantonato dopo il pronunciamento della consulta. Zaia continua a rimanere malinconicamente aggrappato alla sua poltrona, ma di mandati ne ha già fatti 3, anche se la legge ne prevede 2, come ha detto recentemente la Corte Costituzionale, e oggi vorrebbe fare il 4. È davvero incredibile. È giusto invece che al più presto si fissi la data delle elezioni e che la parola venga restituita ai cittadini del Veneto. Sullo sfondo c'è un risico politico non da poco. C'è chi legge nell'apertura dei meloniali la necessità di accontentare la Lega in Veneto, Friuli Venezia Giulia e provincia di Trento in cambio della Lombardia. È evidente, prosegue Martella, che dietro queste incredibili manovre c'è solo il tentativo di prendere tempo e nascondere le profonde divisioni interne, prolungando trattative e accordi di potere. Del resto qualcuno poi dovrebbe spiegare ai meloniani veneti, rampa di lancio da mesi, il motivo di dover fare un passo indietro. Il numero 1 regionale Luca De Carlo resta ecumenico, ma sottolinea, ora si sta soltanto discutendo. Che i partiti, soprattutto quello di maggioranza, si interroghi su un tema così importante come quello del terzo mandato è nella natura delle cose. Discuteremo, metteremo sul piatto i pro e i contro di un'eventuale scelta, ma il tutto nella più ampia naturalezza e soprattutto nella consapevolezza di che ciò che stiamo facendo lo facciamo solo ed esclusivamente nell'interesse dei cittadini. Ma che i freni ci siano lo dimostra anche il poco entusiasmo, per non dire altro, degli azzurri di Forza Italia in Veneto.
Io ritengo che un limite ai mandati sia stato fatto nei tempi, insomma, un po' di anni fa, nessuno mai l'ha messo in discussione, anzi lo stesso Presidente Zaia in più di qualche occasione nel passato ha detto che il limite dei mandati era giusto e doveroso, e quando il contesto ritorna per una discussione quasi personalistica, la gente non lo capisce. I problemi sono tantissimi. Io credo che continuare su questo dibattito sia anche nauseante. La grandinata di ieri pomeriggio nella Marca Trevigiana, pesante la conta dei danni in agricoltura. Purtroppo ci troviamo di fronte all'ennesimo evento catastrofale. In questo momento siamo proprio di fronte a una devastazione. Qui avevamo un mais alto 2 metri, il vento e la grandine, appunto, con le dimensioni notevoli, hanno spezzato le piante e hanno reso un raccolto, diciamo, quasi irrecuperabile. Gli effetti della violenta grandinata che si è abbattuta tra Pedemontana e Castellana sono tutti racchiusi in queste immagini. Interi campi di mais rasi al suolo, piegati dalla furia del vento e da chicchi di ghiaccio grandi come palline da tennis. Pochi minuti sono bastati a dimezzare i raccolti. Solo nei prossimi giorni si potrà fare una stima effettiva dei danni, capire se alcune piante potranno tornare a rifiorire o se sarà necessario riseminare. Dal Bassanese ad Altivole, Arcade e la zona sud di Montebelluna, circa 250 ettari coltivati pesantemente danneggiati. Mais, ma non solo. Tra una settimana cominciava la trebbiatura dell'orzo e del frumento, lì abbiamo in questa zona appunto una perdita del 90% del raccolto perché il grano era maturo. In questo campo di mais invece siamo a metà della levata, il raccolto è per agosto-settembre, però già qui possiamo quantificare una perdita di oltre il 50%. Le perdite nella produzione dei semi nativi ha ricadute anche sulla filiera zootecnica per l'alimentazione degli animali da carne e da latte. Mi sentivo anche prima con diverse stalle dove dicevano adesso che abbiamo appunto questi danni dobbiamo pensare per portare a casa qualcosa da mangiare per gli animali per il prossimo anno e dobbiamo pensare di riseminare e rifare ulteriormente le spese. Si è in tempo per farlo? Adesso in questo mese sì, sicuramente possiamo pensare che avremo una perdita sicuramente con una semina tardiva di un 10-15%. Non possiamo andare a sopperire la perdita che noi abbiamo con gli alimenti che vengono dall'estero. Il timore è che con l'estate alle porte questo possa essere solo il primo di altri eventi meteorologici estremi. E questi eventi climatici così devastanti non sono più limitati a zone ristrette, sono di ampia superficie. Quindi il problema di andare a reperire i prodotti diventa proprio che quando avvengono dobbiamo poi rifornirci all'estero, perché noi dobbiamo mettere in conto che adesso siamo solo i primi di giugno, abbiamo altri 2 mesi in cui si possono susseguire altri eventi del genere e potremo trovarci che effettivamente la provincia di Treviso potrebbe essere bersagliata nuovamente. Da Venezia prende il via il progetto di Vela Sognando Itaca per i pazienti affetti da tumore al sangue. Prende il largo da Venezia il progetto di AIL Sognando Itaca per aiutare i pazienti con il tumore del sangue ad affrontare al meglio la loro malattia metaforicamente attraversando il mare proprio come ha fatto Ulisse. I pazienti oncoematologici si trovano ad affrontare un mare aperto e pieno di insidie, ma durante il viaggio avranno modo di conoscere nuovi territori, relazioni e sentirsi meno soli. Questo è lo scopo di Sognando Itaca, il progetto di AIL, l'Associazione Italiana contro le Leucemie, in occasione della giornata nazionale per la lotta a queste malattie. Il paziente è anche qualcos'altro, è persona, ha bisogno anche di progetti di riabilitazione che fanno sì che dopo una malattia così lunga, così difficile, così impegnativa possa riprendere se stesso, trovare la sua identità e andare avanti. La metafora di Sognando Itaca che noi portiamo avanti da 20 anni e che oggi qui da Venezia ripartiamo con un progetto che coinvolgerà tutta Italia è appunto significativa. Un progetto consolidato che quest'anno coinvolge altre 20 sezioni AIL che organizzeranno nel periodo estivo un Itaca Day, durante il quale i pazienti potranno vivere questa esperienza con medici, psicologi, volontari e i loro familiari. Entra in contatto con la natura, entra poi in stretto contatto con le persone che lo seguono all'interno dell'ospedale o l'hanno seguito se è guarito, e dà anche un senso di
vicinanza, nel senso che in barca si collabora. È tutto per questa edizione, adesso sigla e previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buona serata.